Il ballo dei mamutones, una danza antichissima che ancora si esegue durante il carnevale a Mamoiada, un piccolo paese nel cuore della Sardegna. Nessuno ricorda più il significato di questa danza. I pastori, nel caratteristico abbigliamento della barbagia, danzano ritmicamente scuotendo i campanacci che portano legati alle spalle. È una vecchia Sardegna che sopravvive a se stessa. I giovani se ne sono ormai allontanati, non la comprendono più. Nuove voci, nuove suggestioni, nuove esigenze li hanno ormai staccati dalle forme tradizionali della vita isolana. Benché il loro rifiuto diventi talvolta una drastica negazione della tradizione, esso esprime, forse inconsapevolmente, una genuina esigenza di trasformazione dell'ambiente per renderlo più adeguato ai tempi d'oggi. La Sardegna tradizionale assegna agli uomini e alle donne dei ruoli precisi, ma i giovani giudicano questi ruoli ormai privi di senso. Alcuni di essi affermano chiaramente la loro posizione. Ti è divertita, signorina? No. Come mai? Beh, non mi sono divertita. E perché? E non mi è piaciuto il carnevale di Mamoiada e non ho avuto possibilità di andare fuori, quindi non mi sono divertita. Non le interessano i mamutones? No, non suscitano niente di nuovo a me. Ormai ci sono abituata e l'ho vista tante volte. Che opinione hanno di lei in paese? E non so come mi considerano, penso una ragazza abbastanza anticonformista. E cioè cosa vorrebbe dire per il paese anticonformista? Cosa vorrebbe dire? Cioè non sottostò alle tradizioni comuni, caratteristiche della Sardegna. E come avviene quest'urto con la tradizione? È un esempio pratico, direi, utile. Ad esempio, faccio una passeggiata così con degli amici. Si discute normalmente, eppure una ragazza che fa una cosa del genere non è ben vista, insomma. Lei va d'accordo con i suoi genitori? Sì, abbastanza. Se avesse un lavoro, le piacerebbe abitare sola o continuare a restare in famiglia? No, preferirei indubbiamente rendermi indipendente finanziariamente e stare fuori. Tornare ogni tanto e rimanere in ottimi rapporti con la mia famiglia. Fuori della Sardegna o fuori del suo paese? Fuori del mio paese, in un posto, cioè che io sia bene. La reazione alla tradizione si manifesta anche nel contrasto dei figli con i propri genitori.